Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, notizie del Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Cominciamo oggi con il Gazzettino, ringraziando il nostro sponsor Radio Diva sui 9400. Gazzettino appunto dalla pagina nazionale: Veneto contagi a quota 1000, in aumento i nuovi positivi, quasi 2000 in 2 giorni. Ma le vittime sono in calo, regioni spaccate, salta l'Italia in arancione, ma il governo studia parametri più severi. Pagina Gazzettino di Rovigo, in testa: vaccini in farmacia, siamo pronti. I titolari polesani stanno facendo la formazione necessaria e dicono all'ULSS di usare le prenotazioni online, non la posta. Un anno di coronavirus, dal primo contagio ad oggi non è andato tutto bene. Il primo positivo emerse il 28 febbraio. La lista dei lutti venne aperta il 17 marzo. In autunno il morbo ha mostrato la sua virulenza con centinaia di morti. Il direttore Antonio Compostella racconta questi 12 mesi e in una frase afferma: eravamo stati previdenti a capire la forza del virus, ma non è bastato. La seconda ondata ha travolto purtroppo le case di riposo e dall'autunno si sono registrati 170 morti nelle strutture assistenziali. La casa albergo di Lendinara è risultata la più colpita tra decessi e contagi. Portotolle, pronta la casa di riposo San Nicolò. Il centro servizi anziani di via Novembre 66 ha ricevuto l'accreditamento ed ora è in attesa del via libera dall'ULSS. Accoglierà gli ospiti con 48 posti letto, dei quali 6 in libero mercato, con residenzialità diurna, notturna e temporanea. Rosolina, le migliorie al municipio dimenticano i disabili. Ultimata la ristrutturazione del palazzo municipale, emergono alcuni problemi irrisolti in tutto o in parte. Infatti c'è polemica per la collocazione della rampa d'accesso sul retro del municipio. Umberto Tommasi afferma infatti: intanto ribadisco che lo scivolo andava a posto nella parte anteriore del palazzo comunale. Non possono esserci cittadini di serie B. Sport, l'Adriese vuole rompere il tabù del Bettinazzi. Granata alla ricerca della vittoria casalinga contro la Luparense. Mister Mattiazzi indecise tra Boscolo, Papo e Pagan per la regia a centrocampo. Oggi rompono anche i motori a Rosolina, Super Mare Cross raddoppia, ben 99 piloti scesi in pista, oggi seconda giornata di gare. Per il 4º anno consecutivo, nonostante il Covid, è partita la stagione del Super Mare Cross e Super Mare Quad Cross, realizzata dal Motoclub Rosolina Mare tra i bagni Blue Marlin, Belvedere, Algranso, Sabbie Mare e Dal Moro. Delta, al Cavallari, arriva la capolista, prima partita in casa del 2021 per la squadra di Portotolle, per i biancoazzurri, dopo un'assenza di 2 mesi. Alle 14.30 affrontano il Trento, obiettivo confermare la forma vista a Bolzano. Prima pagina della Voce di Rovigo, e all'interno questa notizia da Bergantino: non si ferma la lotta alla processionaria. Avviso a tutti i proprietari di aree verdi. Il lepidottero attacca le conifere e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali. Un'ordinanza del sindaco dispone la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino. Banco farmaceutico, la grande solidarietà dei polesani, medicine per oltre 1000 persone. In Polesine donate 2.277 confezioni di medicinali, valore 18.300 euro, che aiuteranno 1.148 destinatari. Da leandromaggi.com a Made in Polesine, questo ricordo dello zuccherificio di Portoviro, chiuso ormai da 16 anni, dove lavoravano 130 dipendenti fissi e 350 stagionali. Nel video, che purtroppo gli amici della radio non possono vedere, le condizioni attuali dello zuccherificio, e chiude l'articolo un altro pezzo di storia del Polesine assieme agli zuccherifici di Portotolle e Cavenier, che purtroppo non c'è più. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11.50 e alle 14 siamo su Radio Diva sulle frequenze 94 e 100 e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!